Ho deciso di candidarmi al titolo di maestro artigiano come completamento di una storia familiare che appunto passa per 4 generazioni. Diventare maestra artigiana non è stata una mia idea, mi è stato suggerito e devo dire che sono contenta di avere questo titolo. Per me stessa è un orgoglio. Ho insegnato a più di qualche giovane che ha finito le scuole e è venuto qua a lavorare. Per me il maestro artigiano è una figura che deve trasmettere la sua conoscenza acquisita negli anni ad altre persone, trasmettere anche la passione per questa attività. Visto anche la crescita che è stata evidentemente professionale nel tempo, e quindi una sfida a me stesso per capire se quello che avevo fatto fino ad ora poteva essere riconosciuto. È motivante vedere le nuove generazioni accostarsi a questo lavoro con interesse e con entusiasmo, ed è bello accompagnarli in questa nuova avventura. La cosa che ha animato di più il mio lavoro è la ricerca. Bisogna, per fare un lavoro, trovare il piacere di fare quel lavoro. L'opportunità è che non impara un lavoro, ma impara un mestiere dove c'è tantissima richiesta, e un giovane, secondo me, ha la possibilità di avere lavoro per sempre nel momento in cui impara questo mestiere. L'elemento più importante è la vera passione per ciò che si fa. Non conta cosa si fa, ma come lo si fa. Sto cercando di trasmettere alle mie figlie proprio questa passione per l'attività, per coltivarla come fosse una loro creatura. Thank you.